Consigliere Graziano Azzalin, una delle ricette che Azzalin dà per la sanità veneta è quella di dire non solo ospedali, ma bisogna riorganizzare la rete dei servizi. Come riorganizzarla? Sì, vabbè, quando si parla di situazione sanitaria si pensa sempre ai tagli, perché il tema delle risorse è ovviamente un tema ineludibile, insomma, però da questo punto di vista è bene chiarire che i risparmi non si ottengono solo tagliando in maniera indiscriminata e indistinta, occorre fare delle scelte politiche chiare, per esempio occorre anche investire per poter risparmiare, per esempio, su due questioni fondamentali: su una politica più attenta al territorio e diffusa nel territorio stesso, per esempio attraverso il perseguimento di quelle che sono le UTAP, servizi consorziati di medici di base, e quello che è la domiciliarità, l'assistenza domiciliare, tutta l'assistenza delle cure palliative, cioè tutta una serie di interventi diversi dall'ospedalizzazione, che ovviamente ha un costo se si incentiva questa pratica non sostenibile ma neanche adeguato alle necessità dell'oggi.